per me il motivo maggiore è quello di non conoscere il luogo. Si sono persi per strada, però se la gente è abituata dopo 20 anni ad andare in via Lienar, conosce quali sono i mezzi per andare, il Vegorelli per loro è diventato una novità, c'è tanta gente che non conosce tutta Milano. Quindi ci vuole un po' di tempo per far arrivare tutti i fedeli. Senz'altro, io sono sicuro che venerdì prossimo ci sarà più gente ancora di oggi. Delle brutte bestie voi giornalisti. Cosa si sente di dire ai sindaci che ogni volta che propongono un'area nel loro comune si lamentano e dicono che non vi vogliono? Ma noi non abbiamo proposto niente in altri comuni, non abbiamo sentito nessun sindaco. No, ma quando si parla di Arese, quando si parla di altre zone, i sindaci dicono ah no, noi la moschea non la vogliamo. Lei cosa si sente di dire ai cittadini di quei paesi e comunque ai sindaci dell'Interland? C'è una onda che sta montando riguardante la sicurezza e l'ordine pubblico che mette dentro tutto e più di tutto. Perciò c'è tanta non conoscenza dei problemi che magari una volta spiegati a voce, faccia a faccia, si cambia idea. Poi nessuno vuol dar fastidio alla popolazione o ai residenti, si trovano soluzioni che non danno fastidio a nessuno e soddisfano le esigenze di una parte della popolazione. Noi comunque siamo cittadini milanesi, perciò non è che chiediamo qualcosa di differente o di illegale o fuori dalla Costituzione, chiediamo delle cose normali. Quindi c'è solo un problema di comunicazione, nel senso che le vostre ragioni non riescono ad arrivare al di fuori del Comune di Milano, alle persone? No, c'è una industria della paura che dà un profitto molto alto in voti politici, perciò c'è tanta gente che cavalca questa industria della paura per fare bottino politico, è tutto qua. Il resto sono tutti chiacchiere, perché la religione islamica, come la religione cristiana, ebraica o buddista, quello che è, ha le sue esigenze, ha il suo diritto e non vuol dar fastidio a nessuno, è tutto qua. Ma i suoi fedeli si sono trovati bene a venire qua, le hanno detto qualche cosa alla fine della funzione? Senz'altro, e sono scomodi perché devono andare a prendere tanti mezzi pubblici e così via, però è una soluzione migliore di stare sul marciapiedi.